Buongiorno a tutti, ringrazio anche quest'anno Condifesa per l'opportunità che ci dà di portare degli aggiornamenti per quanto riguarda le strategie di difesa e vi parlerò appunto di alcuni aggiornamenti delle prove fatte per quanto riguarda la difesa da insetti e malattie. In particolare per gli insetti parliamo di Kestrel e di Chymosorbi, due insetticidi di Nufarm con formulazione esclusive. In particolare quando parliamo di Kestrel e acetamiprid 200 grammi litro, formulazione concentrata con solventi particolari che consentono una elevata penetrazione all'interno della vegetazione, quindi resistenza al dilavamento ma anche una maggiore attività e persistenza d'azione. Inoltre formulazione concentrata vuol dire meno volumi da movimentare e da smaltire. L'altro formulato è Chymosorbi, che è a base di lama da soltrina, anche questa è una formulazione esclusiva brevettata Sorbi che permette di avere un elevato effetto abbattente con bassi dosaggi di impiego, una formulazione anche pratica nell'uso, ampio spettro d'azione su variati insetti e brevi tempi di carenza, e sono 2 applicazioni all'anno consentite. Vado a dare alcuni aggiornamenti per quanto riguarda Scafoideo e riparto da una prova fatta negli anni scorsi in cui avevamo messo già a confronto 2 diversi dosaggi ettolitro di Kestrel, i 22,5 e i 45, e una strategia col Chymosorbi e un'applicazione invece di strategia col doppio trattamento di Chymo. Come vedete l'attività abbattente anche al primo rilievo a 3 giorni dal trattamento è molto elevata per entrambi i dosaggi di Kestrel, che conferma quindi un'elevata efficienza del formulato e la possibilità quindi di lavorare con dosi ettolitro svariate. Chymosorbi conferma il suo elevatissimo effetto abbattente. Questa invece è una prova svolta nel 2025 a provincia di Padova col centro di Saggio Agrea. Avevamo un'infestazione abbastanza importante, sul testimone all'inizio avevamo circa 33 neani sulle 100 piante, sulle 100 foglie controllate, e avevamo strategie con Kestrel a 0,25, quindi sono 50 grammi di attivo ettero, in strategia con Chymosorbi, e a confronto avevamo una strategia con un altro formulato di acetamiprid con un dosaggio più elevato, 75 grammi di attivo, e flupinidifurone che sono 100 grammi di attivo. Nelle altre 2 strategie il prodotto battente di secondo la ribattuta è stata fatta con tofluvarinate. Vedete come al primo rilievo comunque non c'è differenza fra i vari formulati, eccetto il Chymosorbi che conferma il suo elevatissimo effetto abbattente a breve periodo. Nel secondo rilievo finale vedete che entrambe le strategie, l'alternanza di Kestrel e Chymo o il doppio Chymo, un controllo completo in linea con le altre soluzioni. Kestrel è anche previsto l'estensione su cocciniglia, e questo è molto importante visto che alcune soluzioni sono venute a mancare o vengono confermate per uso emergenziale, quindi speriamo il prossimo anno di avere un'etichetta. Abbiamo verificato l'attività di Kestrel a confronto con flupinidifurone e vediamo come in una situazione in cui l'infestazione è partita inizialmente sulle foglie ma solo nella seconda metà di agosto poi è passata ai grappoli, questo è legato anche probabilmente alle temperature estive molto elevate, e vediamo come Kestrel abbia avuto un controllo completo dall'inizio alla fine della prova, in linea con i risultati del prodotto di riferimento, anzi numericamente superiori. Quindi qui richiamo un po' quelle che sono le indicazioni di etichetta e ricordo che bassi dosaggi di impiego, una praticità per l'agricoltore, ma anche un costo-beneficio molto conveniente per l'agricoltore. Un cenno anche all'attività ai fungicidi, in particolare a Nandomaxi a base di fluazinam. È un prodotto per noi di grande interesse perché abbiamo una possibilità di controllare più patogeni, in particolare lavora, come è stato anticipato anche prima da altri colleghi, su Peronospora, Botrytis, ma anche attività di contenimento di Black Rot e Oidio, e approfondirò anche questo aspetto. 3 trattamenti per stagione con anche un tempo di rientro rapido. L'importanza di fluazinam è perché è l'unica sostanza attiva che fa parte di nitroaniline, quindi abbiamo anche un meccanismo d'azione unico. Non è espressamente nel FRAC un multisito, però non è neanche un monosito, anche perché agendo a livello di un processo e anche andando ad alterare
l'attività della membrana cellulare, permette di avere azione su più livelli e quindi è assimilabile ai multisito. Ha un'elevata affinità con le cere, questo ne permette una elevata resistenza al dilavamento e un ampio spettro d'azione. Qui richiamo ad esempio per il discorso dell'affinità con le cere una tabella che riporta il coefficiente tonolo-acqua di diversi antiperonosporici e vedete come fluazinam è tra i prodotti al più elevato capacità di adesione alle cere. Come anche lo spettro d'azione, ho messo in grassetto quelli che sono i target per quanto riguarda la vite, ma vedete lo spettro è molto ampio su varie tipologie di funghi. E veniamo ora a un'esperienza per confermare l'attività su botrite, prova fatta in queste zone anche grazie al dottor Dalla Torre, che ringrazio, che ha trovato l'azienda e anche coordinato alcuni rilievi, e vediamo, avevamo confrontato una strategia standard con pirimetanil, ciprodinil, fludeoxinil e isofetamid ad invaiatura con 3 trattamenti di fluazinam, la tesi 3, oppure la tesi 4, una strategia che prevedeva i primi trattamenti con fluazinam e l'invaiatura con isofetamid, e infine la tesi 5, che sono solo trattamenti, diciamo, nella fase fino alla prechiusura, quindi trattamenti mirati anche alla peronospora senza il trattamento di invaiatura. L'attacco è stato abbastanza importante, a metà agosto avevamo il 16% e poi proprio con le piogge di agosto siamo arrivati a un 32 al 26 di agosto, quindi un'incidenza significativa. Queste sono foto dalla prova e vediamo come la strategia di riferimento sia funzionata molto bene, ma anche la Tresi 3 ha avuto gli stessi risultati, in particolare all'ultimo rilievo, come anche la tesi 4, quindi Nando Maxi inserito nelle strategie ha avuto ottimi risultati. La tesi 5, che non prevedeva l'ultimo trattamento, ha comunque avuto un ottimo risultato se consideriamo che non abbiamo fatto nessun trattamento da fine giugno in poi per la botrite. Un'ulteriore prova fatta in provincia di Ravenna dove abbiamo messo invece a confronto Nando Maxi con 3 trattamenti di uno standard di riferimento, questa è una prova fatta dal Consorzio Grado di Ravenna, e qui abbiamo avuto anche la presenza di marciume acido. Come vedete l'efficacia, qui siamo arrivati fino al 15 di settembre, quindi è stata la raccolta molto tardiva e l'ultimo trattamento è stato fatto il 4 di agosto, quindi l'efficacia dello standard di riferimento è decresciuta man mano, ma Nando Maxi, proprio grazie alla sua adesione alle cere, ha mantenuto un ottimo livello di protezione sia su botrite che anche su marciume acido, molto interessante, legato proprio all'ampio spettro d'azione. Ho citato il Black Rot, quindi vi faccio vedere un'esperienza fatta sempre lo scorso anno su Black Rot, proprio per confermarne l'efficacia. Lo standard di riferimento è azoxistrobin, autorizzato per questa avversità, e vedete qui i risultati sia dell'attacco che dell'efficacia. Nando Maxi riporta un'attività piena, vedete, in linea e numericamente superiore a quella dello standard. Su foglia, ma anche su grappola, anzi su grappola la differenza è più significativa, vediamo che abbiamo Nando Maxi, veramente un'ottima protezione del grappolo da Black Rot, diciamo in linea con quelle che possono essere le attese dell'agricoltore. Per ricordarvi anche l'attività antioidica, riporto qui un'esperienza fatta negli anni scorsi, dove avevamo messo a confronto Nando Maxi con una linea che prevedeva Metiram e Ditianon, oppure con una linea con Folpet, e si è andato a verificare l'attività sia su peronospora che oidio. Abbiamo lavorato su pino grigio, che è sensibile ad entrambe le patologie, e qui vediamo il grado d'attacco. Vedete come il testimone era presente peronospora, in particolare abbiamo guardato quello che è il dato sui grappoli, che sono quelli più, diciamo, che più ci interessano. Nei 2 rilievi Nando Maxi è assolutamente in linea con gli standard di riferimento. Se andiamo a valutare l'oidio, invece, gli standard di riferimento hanno un'attività antioidica diciamo collaterale, viene data per il Folpet, ma vedete rispetto al Nando Maxi ha avuto un contenimento dell'oidio significativamente superiore e un ottimo livello di protezione. Quindi, per chiudere, Nando Maxi è un prodotto che può essere utilizzato per il controllo della peronospora e della botrite. Per il discorso peronospora e attività collaterale Black Rot oidio, la dose 100 ml ettolitro e abbiamo 3 trattamenti. Se punziamo alla botrite possiamo alzare la dose anche a 150. Ricordo che il prodotto non è miscibile con prodotti a base olio e nel caso dovessimo avere situazioni di alta pressione e vogliamo allungare i turni di intervento, possiamo miscelarlo con fosetil, fosfonato o altri endoterapici, è invece perfettamente miscibile.
Io vi ringrazio e rimango a disposizione per eventuali domande.